Quinta corsa, premio Natale Nicola, ancora puledri di 3 anni, questi non vincitori di 5.000 euro in carriera, 1 Balalai Camatto, Alessandro Fonte, 2 ritirato Blackstone Lubi, 3 Bramante Orsa, Antonio Di Nardo, 4 Boris Leone, Pietro Tommasello, 5 Blackfire Orsa, Roberto Andreghetti, 6 Bendori al Mail, Maurizio Cheli, in seconda fila 7 Boatenget, Roberto Vecchione, 8 Boom Boom Jet, Marco Stefani, 9 Borgriff, Alessandro Gocciadoro, 10 Benino Waiselle, Antonio Greppi, 11 Baia del Sol, VGL, Andrea Bigliardi. Vediamo l'errore di Boom Boom Jet. Veloce, Balalai Camatto, con all'esterno Bramante Horse, poi anche Blackfire Horse fa partenza. L'errore di Borgriff intanto, Numero anche quello 4, di Boris Leone. Boris Leone squalificato. Balalai Camatto mantiene la corda su Bramante Horse che cerca di sistemarsi secondo davanti a Boateng Jet, partito bene dalla seconda fila che anche tiene i piedini dentro, ma probabilmente perché Bramante Horse si è preoccupato di andare a chiedere strada e così è. E quindi Bramante Horse il favorito al comando dopo 400 metri passati in 39. Seconda posizione per Balalai Camatto su Boateng Jet. Numero 8 Boom Boom Jet squalificato. Tanto la squalifica di Boom Boom Jet è rimasto all'esterno Blackfire Horse, prova a tornare sotto anche Borgriff dopo la rottura, intanto i 600 van via in 46,7. Passaggio davanti alle tribune, in vantaggio ancora il figlio di Ideale Luis, seguito da Balalai Camatto. Poi Blackfire Horse di fuori, Borgriff che avanza e prende per prendere la scia, sempre terza la corda. Boateng Jet, 15-1 qui davanti alle tribune, con in vantaggio sempre l'allievo di Gennaro Casillo, Bramante Horse, seguito da Balalai Camatto. Poi all'esterno ancora tonico, Blackfire Horse, Borgriff, chilometro in 1.16.8, retta di là. Con alcuni cavalli in rottura, 10, rimangono Benino praticamente in 5, anzi in 4 perché rompe anche Boateng Jet, allunga Bramante Horse, rompe anche Blackfire Numero Horse, quindi 9 Balalai Borgo Camatto Griff in seconda squalificato. posizione, si è rimesso al volo Boateng Jet e cerca di tornare sotto. Numero Intanto 5 ha preso il Blackfire largo Horse Bramante Horse, ancora squalificato. bella tonica seconda Balalai Camatto su Boateng Jet, ultima curva passata in 14.8, retta d'arrivo con Bramante Horse, padrone della situazione, viene a vincere nettamente, mentre per il secondo qualche passo falso, ma rimane di trotto Balalai Camatto su Boateng Jet, lontano al quarto Baia del Sol, VGL, 1.15.4 la media al chilometro per Bramante Horse, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, il figlio di Ideale Luis e Pasqualina Disa, viene a vincere da favorito, lo rivediamo in retta d'arrivo, mentre secondo per Balalai Camatto davanti a Boateng Jet.